Gestiva un vasto traffico di droga dalla propria cella. Sì, la regia della compravendita di stupefacenti all'ingrosso sarebbe partita direttamente dal carcere di Rovigo. Un detenuto albanese, secondo l'accusa, è riuscito a mantenere i contatti con l'esterno attraverso un cellulare clandestino nascosto nella propria cella, coordinando il giro di hashish e cocaina tra le province di Rovigo, Vicenza, Padova e Treviso. All'alba di oggi la Guardia di Finanza di Vicenza e la squadra mobile di Rovigo hanno eseguito 9 misure cautelari richieste dalla Procura Rodigina ed emesse dal GIP. 4 persone sono finite in carcere, 4 ai domiciliari e una ha ricevuto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L'inchiesta nasce nel 2024, dopo l'arresto in flagranza a Vicenza di un cittadino algerino trovato con oltre 7,5 kg di droga tra cocaina ed hashish. Da lì gli investigatori delle Fiamme Gialle hanno ricostruito una rete composta da cittadini italiani, albanesi e croati residenti tra le province venete e varese. Secondo gli inquirenti, il detenuto, utilizzando piattaforme di messaggistica criptata e pseudonimi, avrebbe fatto dal carcere da intermediario tra fornitori e acquirenti, organizzando prezzi, consegne e passaggi di denaro. Un traffico che avrebbe riguardato oltre 85 kg di droga e circa 90.000 euro in contanti. Le indagini, condotte con pedinamenti, appostamenti e intercettazioni telefoniche, hanno portato anche a sequestri importanti. Complessivamente 20 kg di hashish, 1 chilo di cocaina, marijuana, contante e perfino una pistola biretta con matricola limata e 14 cartucce. Nel corso dell'operazione sono stati inoltre arrestati in flagranza 3 individui per spaccio di droga. Gli interrogatori preventivi, previsti dalla recente riforma del 2024, si erano svolti il 29 aprile in tribunale a Rovigo.